previso. Detto questo, Enzo, a te il microfono. Grazie. Io ringrazio per l'invito, mi presento, come diceva il vicepresidente della Commissione all'inizio, sono il responsabile del servizio parchi e risorse forestali della regione Emilia-Romagna. Io credo che non ci sia bisogno di introduzione, vi ho insegnato alcune cose, ma per l'economia della discussione credo che sia più interessante ascoltare i relatori e i partecipanti a questa tavola rotonda. Vorrei soltanto far notare una riflessione che faccio per me e per voi, che non è ozioso discutere di aree protette in un momento di crisi, perché appunto al di là dei termini, sono una risorsa, sono qualcosa in più, è chiaro che conservare la biodiversità è una missione quasi morale, prima ancora che di interesse dell'uomo oggi, ma sicuramente dobbiamo cercare di utilizzare in maniera razionale tutte le risorse che il nostro Paese ha per uscire dalla crisi. Certo, farlo in maniera razionale, duratura, mantenendo le risorse e garantendone la riproducibilità, ma il tema oggi è anche e soprattutto questo. Senza avere lo sguardo troppo corto, però il tema vero è come generare lavoro, lavoro buono, lavoro duraturo, e come farlo valorizzando le comunità locali e rendendole protagoniste. Questo un po' mi sembra il tema che abbiamo davanti anche quando parliamo di aree protette. Gli interlocutori, io partirei con la Federparchi. La Federparchi è l'associazione che raggruppa i parchi e le riserve sia nazionali che regionali d'Italia. Da anni opera per trasferire un po' le esperienze gestionali dei vari parchi, opera per sviluppare e promuovere politiche nazionali di sistema e anche in forma, diciamo così, quasi sindacato, un po' come l'ANCI, poi ci torno sull'ANCI, per incalzare lo Stato per quanto riguarda le aree protette di livello nazionale e le regioni perché sviluppino politiche adeguate a favore del sistema delle aree protette. Recentemente Federparchi ha siglato un importante accordo nazionale con l'ANCI, sancendo così un'alleanza importante tra comuni e organizzazioni, organismi gestori dei parchi. Così come ha fatto in passato con alcune associazioni, come sta facendo anche con altre associazioni, con altre organizzazioni, quella con l'ANCI però era particolarmente significativa ed era più recente, l'ho voluta citare. Ecco, io vorrei chiedere al vicepresidente di Federparchi, Salvatore Sanna, che è anche sindaco di Villa Simius ed è responsabile dell'area marina protetta di Capo Carbonara, che esigenza vede la Federparchi per aprire, se ritiene, io credo di sì, è una domanda un po' retorica, aprire una nuova fase, un nuovo ciclo del ruolo della funzione dei parchi nel nostro Paese a 20 anni dalla legge 4 nazionale e dopo che nel nostro Paese si è superato positivamente il 10% del territorio a aree protette e raggiungendo il 20%, aggiungendo appunto ai parchi e alle riserve i siti di Regione Natura 2000. Ecco, appunto, dicevo, vorrei chiedere a Sanna quali sono gli elementi centrali di questa nuova fase della vita dei parchi nel nostro Paese e come giudica un po' il dibattito, il confronto e la presentazione di questa proposta di legge che qui è stata avanzata stamane. Prego.